Un pesante KO interno per il Raffadali ad opera di un cinico e spietato Riviera Marmi Custonaci. I gialloverdi hanno perso 2-1 e adesso sono stati inghiottiti nella morsa della lotta per la salvezza. Gli ospiti sono apparsi più in palla, audaci e ben messi in campo da mister Giovanni Oddo. Il Riviera Marmi porta a casa l'intera posta in palio e balza al terzo posto in classifica a 4 punti dalle capolista Campofranco e San Giovanni Gemini. Dirige Pennino di Palermo, primo tempo molto tattico ed equilibrato. Le due squadre cercano la vittoria, ma le difese sono attente e concedono il minimo sindacale, un paio di occasioni sia per i padroni di casa che per i giallorossi. Il Raffadali si affida alle giocate del fantasista Ojeda, alle incursioni di Arrigo e all'opportunismo del centravanti Avarello. Il Riviera Marmi ribatte colpo su colpo ed in contropiede con Melillo, Cane e Lamia crea qualche pericolo alla porta di Carapezza. Si va al riposo sul nulla di fatto, 1-0-0 tutto sommato giusto. La partita si sblocca e aumenta di intensità nella ripresa. Al primo vero affondo del secondo tempo, al minuto 59, il Riviera Marmi passa in vantaggio con Lamia. Il Raffadali accusa il colpo, ma da grande squadra non si scompone e reagisce quasi subito. Al 70° l'arbitro Pennino assegna questo rigore ai padroni di casa. L'italo argentino Ariel Ojeda non tradisce e insacca il penalty. Il risultato rimane in bilico con le due squadre che non si accontentano del pareggio. Il Raffadali pressa la difesa di casa senza però trovare il varco giusto per trafiggere l'ottimo Giacalone. Ed allora ecco la beffa per la squadra di Gaetano Longo. Al 93°, nell'ultimo affondo della partita, il numero 9 Cane realizza il definitivo 2-1 e spedisce all'inferno il Raffadali. Le interviste del dopogara di Giusy Terrasi. È stata una bella partita con un finale molto emozionante e a noi stavolta favorevole. Ritengo una buona partita, credo che abbiamo giocato bene come di solito facciamo soprattutto in casa. Oggi siamo riusciti a farle qua anche perché il campo è in erba sintetica come il nostro. Sull'1-0 pensavo che riuscivamo a chiudere la partita, purtroppo ci hanno raggiunto, ma la grande caparbietà all'ultimo secondo ci ha consentito, ritengo tutto sommato, di ottenere una meritata vittoria. Io speravo tanto un miglioramento della qualità degli arbitri, oggi si è peggiorato tantissimo, quello che abbiamo visto oggi qua è proprio allucinante, un rigore nei primi minuti che non ci è stato negato, alla fine perdiamo all'ultimo secondo utile di partita dopo che aver dato 3 minuti di recupero e ha fatto giocare 5 minuti di recupero. Io senz'altro scriveremo alla Lega, alla FIGC, alla Lega Dilettanti, faremo il reclamo con gli arbitri perché non è possibile che un cretino venga mandato a dirigere una partita e poi fare trasformare quello che è un momento di sport, un momento di calcio, un momento di spettacolo, farlo trasformare in una rissa. Allora noi diciamo che la gente, le società spendono tantissimi soldi e non possono essere buttati o che una terna così scadente possa decidere il risultato di una partita.